Treviso, alla vigilia del comitato sulle zone rosse, il sindaco ribadisce che l'ex caserma troppo affollata è diventata un problema ingestibile e chiederà al governo di svuotarla e chiuderla. Senza patente non si ferma ai controlli dei carabinieri, ingaggia con i militari un folle inseguimento in auto da Masera a Pederoba, 24enne marocchino bloccato. Alex Marangona, un giallo senza fine, domani sera mamma Sabrina e papà Luca ospiti di Ferdinando Avarino al ring per tornare a chiedere la verità sulla tragica fine del figlio 25enne. Sempre più ampia la frattura fra Fratelli d'Italia e la Lega sulle regionali dopo le parole del ministro meloniano Ciriani sullo stop al terzo mandato, cruciale il nodo Campania nelle prossime ore. Prima di morire per un male incurabile scrive il messaggio di addio della sua epigrafe e commuove a Quinto di Treviso la storia della 53enne Katia Durigon. Roncade in lutto per la scomparsa a 77 anni del barone Vincenzo Ciani Bassetti, storico imprenditore vinicolo, aprì alla gente il castello cittadino. Lingue ed etnie diverse, una sola grande preghiera, oltre 1000 persone hanno partecipato alla messa dei popoli celebrata dal vescovo di Treviso al Duomo. Emozioni e sorrisi tra i bimbi ricoverati in pediatria al Cafoncello di Treviso, la Befana dei Vigili del Fuoco si cala dall'alto per portare le calze cariche di dolci. Buonasera, ben ritrovati dalla redazione di Treviso. Dunque questi i titoli, lo avete sentito, l'ex caserma Serena deve essere svuotata e possibilmente chiusa, lo chiede a gran voce il sindaco di Treviso Mario Conte, intanto attende il vertice in prefettura per valutare le zone rosse della città. Chiederemo a gran voce al governo lo svuotamento e possibilmente anche la chiusura della caserma Serena. 700 profughi in quella struttura sono troppi, rischia di essere una bomba ad orologeria. Lo aveva già detto chiaramente ai nostri microfoni venerdì, ma ora il sindaco Mario Conte va oltre. La situazione è pericolosa, soprattutto dopo l'ultimo episodio di una violenta rissa che ha visto coinvolti proprio alcuni ospiti dell'ex caserma Serena. Bisogna fare qualcosa e l'unica cosa che si può fare è svuotarla, perché 700 persone di etnie diverse, con sensibilità diverse, a volte anche con religioni diverse all'interno dello stesso immobile, francamente sono troppe. Abbiamo già vissuto periodi con questi numeri con le stesse criticità, se non addirittura peggiori, e non vogliamo più rivivere quel tipo di esperienze. Intanto sul fronte sicurezza a Treviso si attende il vertice in prefettura per valutare le zone rosse della città, quelle che andranno maggiormente sorvegliate e monitorate. Penso in modo particolare alla zona stazione di Via Roma, che è storicamente una delle zone leggermente più critiche, perché è una zona di passaggio che porta alla stazione, e quindi cercheremo di capire se attraverso le direttive ministeriali abbiamo la possibilità di rafforzare ulteriormente la presenza di forze dell'ordine in quel quadrante per garantire ai nostri cittadini la sicurezza reale oltre che percepita. I gravi fatti accaduti nell'ultimo periodo tra risse, aggressioni, rapine e l'omicidio di via Castelmenardo hanno acceso un segnale di emergenza. Sono fenomeni ai quali non eravamo abituati e non abbiamo alcuna intenzione di abituarci. Succedono perché c'è una presenza di extracomunitari molte volte alterati troppo importante, e quindi da questo punto di vista dobbiamo lavorare sia sul binario dell'integrazione sia sul binario della repressione, perché evidentemente questa presenza in quel quadrante di città, molti riconducibili tendenzialmente alla caserma Serena, sta creando troppi disagi in questo periodo, e quindi lavoriamo per ripristinare la sicurezza e riportare la serenità nella nostra comunità. Troppo spesso si parla di giovani responsabili di reati anche gravi. L'appello ai ragazzi del vescovo Monsignor Michele Tomasi: non cedete alla violenza. Ai giovani dico semplicemente di essere giovani, di non farsi catturare da falsi miti di ricchezza o di violenza, di non cedere ai profittatori, a quelli che vendono morte con la droga, con le armi. Dico di fidarsi di quello che hanno nel loro cuore di bene, hanno un futuro e sono il presente, e offriamo loro spazi per condividere un'esistenza buona.
Alla guida dell'auto, ma senza patente, che gli era stata ritirata, non si ferma all'Alt dei Carabinieri a Masere e scappa, dando vita ad un pericoloso inseguimento che si conclude a Onigo di Pederobba. È successo nella notte, protagonista un 24enne marocchino residente nel Bellunese. Alla fine il giovane ha abbandonato l'auto per dileguarsi a piedi, ma è stato bloccato dai militari dell'Arma di Cornuda, dove è stato denunciato. Ed ora torniamo a parlare del giallo di Alex Marangoni, il 25enne di Marcon, trovato privo di vita nel Piave dopo che aveva partecipato ad un rito sciamanico all'abbazia di Vidor. Domani sera alle 21 i genitori saranno ospiti a Ring per chiedere a gran voce la verità sulla morte del figlio. Un silenzio troppo lungo per mamma Sabrina e papà Luca. Vogliono la verità sulla morte del figlio Alex, 25 anni, trovato privo di vita sul Piave a Ciano del Montello dopo aver partecipato ad un rito sciamanico nell'abbazia di Vidor. Tante, troppe le domande di un giallo che ancora non è stato del tutto chiarito. Per questo i genitori saranno ospiti a Ring, dove parleranno e spiegheranno al vice direttore Ferdinando Avarino tutte le loro perplessità sulle circostanze che hanno portato alla morte del figlio. Poco prima di Natale hanno organizzato anche un sit-in davanti al Tribunale di Treviso per lanciare nuovamente un appello agli inquirenti, continuando a gettare sospetti sulla tragica morte di Alex. Non hanno mai creduto all'ipotesi di un incidente o di un suicidio. Per loro Alex è stato ucciso. Le gravissime ferite sul corpo del 25enne avvalorano la loro tesi. C'è qualcuno nell'ombra, qualcuno che non parla, qualcuno che non vuole difendere Alex. Hanno detto più volte Luca Marangoni e Sabrina Bosser. Devono esserci degli indagati perché non ha fatto tutto da solo. Qualsiasi cosa sia successo, qualcuno sarà responsabile. Alex aveva tanti sogni ancora da realizzare, sogni che si sono infranti sul Piave quella tragica notte tra sabato 29 e domenica 30 giugno. Terrorizzato da qualcosa, dopo aver partecipato alla cerimonia, il giovane si era allontanato dagli altri partecipanti, svanendo nel nulla. Poi il drammatico ritrovamento nel Piave. Caduto dal terrazzo dell'abbazia di Vidor? Perché? Un giallo che è ancora tutto da chiarire. Commuove a Quinto di Treviso la storia di Katia Durigon, 53enne, dipendente dell'ULSS 2, scomparsa venerdì scorso per un male incurabile e che, consapevole del suo destino, ha voluto scrivere il messaggio nella sua epigrafe: alzati in volo nonostante il vento ti soffi contro, ha scritto Katia prima di spegnersi. Sorridi anche quando il tuo cuore piange, spera sempre anche quando pensi che non ci sia più speranza, ricorda che la vita è un dono meraviglioso, amala in ogni istante, anche quando non va proprio come desideri. In fondo qualcosa di bello può sempre accadere. I funerali avranno luogo giovedì alle 15 nella chiesa parrocchiale di Santa Cristina di Quinto. Ed ora siamo alla politica. Sempre più duro lo scontro tra Lega e Fratelli d'Italia sulla candidatura a governatore per le regionali in Veneto. Il ministro Ciriani ha finalmente tolto la maschera in uno scenario politico che lasciava tanta incertezza sul terzo mandato, sulla possibilità di spostare le elezioni al 2026 e su una discussione di candidato in coalizione. Mi pare che sia stato tranchant, ha detto no terzo mandato, elezioni nel 2025, il candidato è di Fratelli d'Italia. Non mi pare esattamente un atteggiamento da coalizione. Ormai non è più una partita a scacchi, ma una guerra di trincea dove si guadagna metro su metro a colpi di mortaio. E così, se la Lega ha sdoganato quell'ipotesi di corsa solitaria prima solo sussurrata e ora sbandierata anche dai vertici, le truppe del Carroccio tornano in prima linea dopo la reazione di Fratelli d'Italia alle fughe in avanti. Che sia un uomo vicino a Giorgia Meloni come il ministro per i rapporti con il Parlamento Luca Ciriani a dire nero su bianco che il candidato del Veneto tocca a loro, che il terzo mandato è un'utopia e che slittare le regionali al 2026 non ha basi giuridiche, la dice lunga sulla frattura. Nelle ultime ore anche il responsabile organizzativo nazionale dei meloniani, Giovanni Donzelli, si fa avanti. In Veneto, dice, sceglieremo la persona migliore, ma è evidente che nelle regioni c'è uno squilibrio che penalizza Fratelli d'Italia.
Ovviamente noi come Lega faremo i nostri di ragionamenti forti di una base amministrativa importante composta da sindaci, composta da assessori e consiglieri comunali, e quindi porteremo al tavolo del centrodestra quella che è la nostra forza. Un Mario Conte ormai da giorni sulla bocca di tutti come papabile erede di Zaia a Palazzo Balbi, anche se il governatore, accendendo il falò di Arcade, resta attendista. Non parlo di eredi e non voglio passare le mie giornate a parlare di eredi, e quindi evito ogni risposta. Ho un ottimo rapporto con Conte, si figuri, e cerchiamo di capire anche cosa accadrà, visto e considerato che dovremo capire cosa accadrà della legge della Regione Campania, dovremo capire quale sarà l'atteggiamento della Corte Costituzionale rispetto alla legge della Regione Campania, e poi capiremo molte altre cose anche rispetto a questa anomalia tutta italiana del blocco dei mandati. Già, la Campania. Nelle prossime ore, con un ricorso alla consulta, l'esecutivo potrebbe impugnare la legge regionale che autorizzerebbe il terzo giro di De Luca, e questo sarebbe un messaggio chiaro dell'esecutivo al Veneto. Noi come Lega abbiamo la consapevolezza di essere forti, di avere con noi tra le nostre fila il presidente Zaia, di avere un esercito di sindaci e soprattutto la sensibilità giusta per poter correre eventualmente, se non ascoltati, anche in solitaria. Quindi noi siamo pronti alla partita. Si è visto Treviso. 4 mesi prima Fratelli d'Italia aveva il 33%, 4 mesi dopo aveva l'11%, cioè ci si pesa sui numeri e andremo da soli se dobbiamo andare da soli. Però ecco, quello che diceva De Carlo l'altro giorno, attenzione, forse qualcuno gli piace perdere, perché gli esempi di un centrodestra diviso sono tutti o quasi sempre verso... A Bassano mi sembra che abbiamo vinto divisi, sbaglio? Sì, vedi? C'è un esempio, ne posso fare anche tanti altri. Ed una notizia di cronaca aggiunta da poco in redazione. Questo pomeriggio nella piazza Vittorio Emanuele di Vazzola è stato segnalato un soggetto magari in stato confusionale e scalzo, l'uomo, un italiano di mezza età, in stato di alterazione. Alla vista della pattuglia dei carabinieri intervenuta, ha estratto 2 coltelli dalla tasca ferendosi al ventre. Il soggetto è stato trasportato all'ospedale di Conegliano e qui trattenuto, non sarebbe in pericolo di vita. Sono stati una cinquantina gli interventi di soccorso effettuati dai carabinieri della compagnia di Cortina d'Ampezzo sulle piste da sci nell'ultimo weekend nei diversi comprensori di competenza, tra i quali Cortina, Alleghe e Arabba. In 7 casi si è trattato di gravi infortuni che hanno reso necessario per gli sciatori feriti il trasporto in ospedale con l'elicottero. La casistica vede la prevalenza di incidenti autonomi, cadute che non hanno coinvolto altri sciatori, oltre all'infortunato, dovuti spesso a distrazioni o a difficoltà nel controllo della velocità. I feriti hanno riportato lesioni di diverse entità, da traumi agli arti a colpi alla testa. Lutto a Roncade per la morte del barone Vincenzo Ciani Bassetti, scomparso ieri a 77 anni, storico imprenditore vinicolo. A lui si deve l'apertura al pubblico del castello di Roncade. La sua famiglia nobile di origini trentine erano arrivati a Roncade verso gli anni 30 del secolo scorso. Dal padre aveva ereditato la passione per la terra, in particolare della vite, tanto che aveva messo in piedi un'azienda produttrice di vini rinomati a livello internazionale. Laureatosi in agraria all'Università di Padova, Ciani Bassetti aveva portato avanti con successo un'azienda che oggi vede alla guida il figlio Claudio, ma la figura di Vincenzo Ciani Bassetti non va visto solo come imprenditore, ma anche come uomo in grado di aprire il castello al territorio. Da sempre ha messo a disposizione il castello, che si trova in centro per iniziative enogastronomiche e culturali, per convegni di altissimo livello anche con i più importanti atenei di rinomanza nazionale. Persona semplice e colta, lo si trovava spesso a passeggio sotto i portici di via Roma a dialogare con la gente, sempre con la sua schiettezza e simpatia. Numerosi i messaggi di cordoglio arrivati oggi alla famiglia. Si prospetta un 2025 rivoluzionario per il mercato ortofrutticolo di Treviso, grazie ai fondi del PNRR, nuove celle frigorifere, ulteriore impianto fotovoltaico, una sala riunioni a disposizione della città. Abbiamo un impianto fotovoltaico da 700 kW e porteremo un po' la struttura quasi a 2 MW di energia fotovoltaica. È uno degli impianti fotovoltaici più potenti della città di Treviso. Sopra la copertura del mercato ortofrutticolo dell'Estiore è solo una delle realizzazioni compiute per rinnovare la storica area mercatale di frutta e verdura che fornisce il nord-est del Veneto.
Da qui partono i furgoni di ortofrutta per le Dolomiti e Cortina, ma anche ad est da Lignano a Chioggia, in uno scacchiere veneto che il mercato di Treviso divide con Padova e quello di Verona. È il terzo polo regionale che ora, grazie ai fondi del PNRR, ha in cantiere per quest'anno l'avvio di altri cantieri. Guardiamo positivo per il 2025, soprattutto anche in ottica di quelli che saranno gli investimenti che faremo qui al mercato, quindi si guarderà avanti, guardiamo avanti in termini di offrire una struttura che sia sempre più adatta ai tempi in cui viviamo, quindi con una logistica sempre più efficiente. La rivoluzione prevede 2 nuove aree frigorifero dove oggi ci sono una palazzina in disuso e una pensilina per lo scarico delle merci, ma anche la costruzione di una sala riunioni dove per molti anni ci sono state le stanze d'albergo dei camionisti. Poi è in previsione la realizzazione di una struttura per la trasformazione dei prodotti orticoli invenduti in quarta gamma, ovvero verdura fresca imbustata e pronta all'uso. E quello che non andrà venduto o trasformato verrà consegnato al Banco Alimentare Nazionale, come ha confermato la visita del segretario generale della Fondazione qualche giorno fa alla struttura trevigiana. L'incontro che ho avuto durante il G7 a Siracusa mi ha permesso di conoscere il Presidente e abbiamo cominciato a immaginare come poter far sì che anche il mercato di Treviso diventasse un punto vivo sia nella lotta allo spreco alimentare ma anche proprio con quelle attenzioni verso il sociale, verso l'ambiente, dove tutti possono essere protagonisti, dagli operatori del mercato alle associazioni non profit ma anche tutti i cittadini. Ed ora ci fermiamo, c'è la pubblicità. Siamo tornati in studio e torniamo anche alla nottata dei fuochi dei Panevin. Lo spettacolo dei roghi ha illuminato la Marca a partire dall'evento simbolo, quello di Arcade. Eccole, le fiaccole si abbassano, c'è l'accensione del 58esimo Panevin di Arcade. Prego. Dove sta andando il Panevin? Dovrebbe essere verso nord. Quindi? E quindi porta bene sicuramente, quindi sarà una... Sarebbe a ovest stasera. A ovest, bene. Sta andando verso sera il Panevin, quindi? Non so la tradizione. Sta andando a sera. E quindi? Buona Epifania. Ah, perfetto. Sta andando a sera? Mi sembra di sì. Cioè? Verso di là. E quindi? E quindi verso sera. E quindi? Porta bene, porta bene. Ah, ecco, piena caliera se dice. Certo. La perfetta conoscenza della tradizione non è da tutti, ma nel momento della festa ci si può certo passar sopra. Gli oltre 10.000 di Arcade attorno alla pira più simbolica della Marca, punta di un iceberg che da Asolo a Tarzo, da Treviso a Roncade, ha visto centinaia di falò organizzati per osservare la direzione delle faville, a ovest verso sera, segno di un 2025 propizio. Ma anche per rinnovare un momento di socialità importante. Lo sa bene il sindaco di Arcade, Domenico Presti, che nel paese del falò record, prima dell'accensione, è tornato sulle polemiche legate all'inquinamento dell'aria. Una legge dello Stato di ottobre 2024 sancisce che il falò della tradizione nel paese che si chiama Italia oggi viene tutelato e quindi è un sacrosanto diritto per i cittadini dei comuni dove sono queste tradizioni di poterle perpetuare. Non è questa serata che crea dei problemi alla nostra salute, quindi c'è stata anche una strumentalizzazione politica. A noi di questo non ci interessa. Questa è una festa di popolo. Per la cronaca, le PM10 nella Marca si sono inevitabilmente impennate, ma la qualità dell'aria di questi giorni garantiva la possibilità di poter sopportare un rialzo. E allora folle in festa ad Arcade e nella Marca, anche e soprattutto per chi vi ha partecipato per la prima volta. Io sono di origine napoletana, ma abito a Treviso da 28 anni, è la prima volta che vengo qui ad Arcade. Quindi... Ma a Napoli c'è una cosa simile? A Napoli no, non fanno queste cose, no, non c'è. Continuano nella Marca le celebrazioni dell'apertura del Giubileo. Dopo le cerimonie di Treviso e Vittorio Veneto la settimana scorsa, oggi quella molto attesa al Santuario della Madonna dei Miracoli a Motta di Livenza, uno dei luoghi sacri giubilari della diocesi di Vittorio Veneto. In diretta nel pomeriggio vi abbiamo raccontato la cerimonia al santuario, alla quale è seguita la tradizionale processione dei fedeli al seguito del Bambin Gesù della Madonna dei Miracoli dal piazzale della Basilica
basilica all'ospedale. Per il vescovo Corrado Pizziolo, uno degli ultimi impegni alla guida della diocesi prima del saluto ufficiale previsto il 31 di gennaio. Ed ora ci spostiamo a Treviso. Oltre 1000 persone hanno partecipato alla Messa dei Popoli celebrata da Monsignor Tomasi al Duomo. Etnie, lingue differenti, tutti uniti in un unico grande abbraccio. È iniziata così al Duomo di Treviso la Messa dei Popoli celebrata da Monsignor Tomasi in occasione della solennità dell'Epifania. Oltre 1000 le persone presenti insieme alle autorità civili e a molti sacerdoti concelebranti. Un solo popolo insieme, proveniente da genti diverse, questo siamo, questa è la Chiesa, questo potrebbe essere la nostra comunità, uniti da vincoli di amore, di rispetto, di responsabilità, di cura per il bene di tutti, ma insieme nella bellezza delle diversità e nella ricchezza dei doni che il Signore ci dà, così che noi possiamo diventare dono per tutti, è la legge dell'amore. Dai canti alle letture, alle preghiere nelle diverse lingue del mondo, la celebrazione è stata animata dalle comunità cattoliche di lingua straniera presenti in diocesi, coordinate dall'Ufficio di Pastorale delle Migrazioni. Una cerimonia colma di momenti emozionanti. È una messa che ogni anno riesce a raccogliere tante comunità cristiane provenienti da tantissimi paesi del mondo, quindi dove la religione non divide ma unisce e dove le persone si guardano e si ascoltano. È stato anche un po' l'appello del Vescovo oggi durante la sua omelia. È una messa che i trevigiani dovrebbero vivere tutti quelli che si sentono trevigiani, che vivono la città e che hanno voglia di crescere nella comunità. Oggi tanti problemi derivano proprio dal fatto di non sentirsi un'unica comunità, non sentirsi parte della comunità. Durante la cerimonia un momento toccante, il saluto a Don Giuseppe Danieli che partirà a breve per la missione. Ha accettato volentieri questo nuovo compito nella sua vita, è un sacrificio grande lasciare una terra per andare là dove non è mai stato, ma è così animato dall'amore per il Vangelo e da un impulso missionario forte che farà sicuramente tanto bene e porterà la bellezza della nostra Chiesa in contatto con le chiese di Roraima. Una bellissima sorpresa per i bambini ricoverati nei reparti di tutte le pediatrie della Marca. In occasione dell'Epifania i Vigili del Fuoco hanno portato ai piccoli calze e dolci. Gli ospedali raggiunti dalla Befana sono stati quelli di Treviso, Conegliano Oderzo, Montebelluna e presso il centro Atlantis di Castelfranco Veneto. Le attività hanno avuto inizio intorno alle 10, si sono svolte in contemporanea in tutte le strutture. Le calze donate dall'Associazione Nazionale dei Vigili del Fuoco, sezione di Treviso, hanno portato gioia alle famiglie e ai bambini ricoverati. Al Cafoncello di Treviso la Befana è stata calata dall'alto raggiungendo il quarto piano per distribuire calzette piene di caramelle, biscotti e cioccolatini e per la felicità dei bambini scattare con loro delle foto. Sguardi stupiti e sorrisi tra i piccolini che hanno potuto trascorrere qualche minuto in serenità tra Vigili del Fuoco e la Befana. Anche queste feste natalizie hanno confermato come oramai i pagamenti elettronici abbiano soppiantato quasi definitivamente quelli a contante o a segno, e se la comodità in alcuni casi deve fare i conti con i pirati digitali, in altri casi è garanzia di sicurezza per i negozianti, almeno stando alle truffe con assegni falsi che quasi 40 anni fa imperversavano proprio in questi giorni tra i gioiellieri di Treviso, e che vi raccontiamo nella consueta rubrica dedicata alla nostra storia.
Ne ha truffate 5 nel giro di poche ore. Parliamo delle oreficerie di Treviso, un colpo da quasi maestro, diciamo quasi perché la conclusione non è stata proprio delle migliori. Autore del Blitz, un gentiluomo di Camponogara, 22 anni, distinto e disinvolto come si conviene al truffatore 18 carati. Il signore ha battuto a tappeto le gioiellerie del centro cittadino il giorno della vigilia di Natale, giorno quindi di massima confusione. Dappertutto la stessa tecnica, si fa mostrare i gioielli, gli orologi costosi e non batte ciglio di fronte al prezzo, dice soltanto: questo mi ha detto va bene, sta bene. Quando è ora di pagare, racconta il gioielliere De Rui, dice che vuole pagare con assegno. Io, continua il negoziante, gli dico che questo non sta bene. Mi occorre un documento. Ed ecco la risposta. Che mi ha detto, sta bene, benissimo. Mi ha presentato, mi ha esibito una patente. Tutto programmato alla perfezione, tanto che, come si è detto, ci sono cascati in 5. Era tutto falso, dice sconsolato De Rui. L'unica cosa autentica era lui, il distinto cliente, che si portava fuori la mia roba. Questo è il fatto che innesca un discorso più vasto circa i rischi a cui ogni giorno è esposta la categoria. Ecco, le succede spesso di avere clienti? No, per fortuna no. No, perché abbiamo abbastanza, sì, siamo abbastanza sul chi va là, ma purtroppo lavorando di queste cose succedono. Queste cose non succedono a chi non fa niente, chi non lavora. Chi lavora purtroppo deve mettere in preventivo nell'arco di un anno anche qualche disgrazia. È una disgrazia, Il guaio è che questo tipo di negozi deve per forza lavorare con assegni. E normalmente si tratta soltanto con assegni. Quindi avete un grosso rischio? Abbiamo un grosso, corriamo giornalmente, non dico giornalmente, ma insomma molto spesso un grosso rischio che dobbiamo correre per poter lavorare, insomma, ecco. A parte poi i ladri che possono entrare senza pagare quelli. Mamma mia, quelli là vengono dentro, prendono tutto e non se ne parla più, ecco, sì, quella è una cosa. Rapine, assegni falsi e la dura vita del gioielliere moderno, rischi del mestiere che hanno costretto la categoria a prendere alcune contromisure che, come si è visto, non sempre funzionano. C'è da dire infine che accanto al maestro orafo esiste anche il maestro in truffe. Non è facile infatti ingannare l'occhio super smaliziato dei nostri venditori 18 carati. Qualche volta succede e allora anche il nome del maestro da codice penale fa doppiamente notizia. Eccolo, Roberto Martinello, figlio di un benestante professionista di Camponogara in provincia di Venezia. È stato denunciato a piede libero e dovrà rispondere del reato di truffa alla pretura di Treviso. Intanto i negozianti De Polo, Gobbetto, Rubatto, Vecchiato e De Rui aspettano il ritorno della loro merce che per il momento non si è trovata. E siamo alla rubrica Il tuo presepe. Questa sera vediamo le creazioni di Maria Grazia di San Vito di Altivole, nonno Adriano e la piccola Olimpia di Preganziol, la natività della scuola primaria Giovanni XXIII di Altivole e della scuola primaria La Nostra Famiglia di Conegliano. Buon Natale a tutti! Buon Natale! On the first day of Christmas, my true love gave to me a partridge in a pear tree. On the second day of Christmas, my true love gave to me 2 turtle doves and a partridge in a pear tree.
jolly. La 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 la. Don we now our gay apparel. La 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 la. Troll the ancient Yuletide carol. La 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 la. Fast away the old year passes. Fa la 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 la. Hail the new year, lads and lasses. Fa la 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 la. Sing we joyous all together. La 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 la. Heedless of the wind and weather. Fa la 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 la. Deck the halls with boughs of holly. Fa la 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 la. 'Tis the season to be jolly. Fa la 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 la. Don we now our gay apparel. Fa la 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 la. Troll the ancient Yuletide carol. Fa la 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 la. Fa la 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 la. The first Noel, the angel did say, was to certain poor shepherds in fields as they lay, in fields where they lay keeping their sheep on a cold winter's night that was so deep. Noel, 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 Noel. Born is the King of Israel. They looked up and saw a star shining in the Joy to the world, the Lord is come. Let earth receive her King. Let every heart prepare him room. And heaven and nature sing, and heaven and nature sing, and heaven and nature sing. La copertina di chiusura di questa edizione la vogliamo dedicare ad una Befana davvero particolare, quella di quasi 40 anni fa portata in Piazza dei Signori da Gianni Marini, e ve la proponiamo perché in tempi di cellulari e virtualità fa pensare come i bambini di allora sorridevano felici davanti ad una carezza ed una calza, e magari anche con un po' di carbone, ma comunque dolce, immancabili. Il 6 gennaio vi lascio dunque a queste bellissime immagini, a me non rimane che salutarvi. Grazie per averci seguito, arrivederci.